Visita del presidente della regione Nello Musumeci a Eraclea Minoa presso la spiaggia, intervenuto anche nella qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico. Il governatore era accompagnato dall'assessore agrigentino alle autonomie locali Marco Zambuto, accolto dal sindaco di Cattolica, dal presidente del consiglio comunale, dagli operatori economici del luogo. L'onorevole Musumeci ha effettuato un sopralluogo nella frazione marina di Cattolica Eraclea, interessata anche a un progetto di ripascimento della spiaggia programmato sulla struttura. Il Presidente ha affermato come stiamo lavorando per difendere la nostra costa, mettere in sicurezza questo meraviglioso angolo della Sicilia. L'erosione del mare qui ha divorato 100 metri di spiaggia, un fenomeno che si ripete in diverse parti dell'isola, e finalmente abbiamo avviato un progetto finanziato con la struttura contro il dissesto idrogeologico e i lavori dovrebbero iniziare prossimamente dopo aver trovato un'intesa con la Sovrintendenza del Mare. Sul fronte del ripascimento del litorale siamo già in atto i rilevamenti anche subacquei necessari alle ulteriori opere previste dal progetto. Gli interventi sono eseguiti dalla Tetis Costruzioni di Ferrara, che si è aggiudicata l'appalto per un importo di poco superiore ai 2.200.000 euro. Agli inizi di febbraio il decreto firmato dall'assessore al territorio e ambiente Cordaro, prendendo atto dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla commissione tecnica specialistica per le valutazioni ambientali, ha reso possibile avviare formalmente gli interventi. L'obiettivo è quello di frenare l'erosione costiera che negli anni ha causato un sensibile arretramento dell'arenile, consentendo al mare di aggredire alcuni tratti della retrostante pineta e le attrezzature turistiche. L'intervento prevede anche la realizzazione di 3 pennelli costituiti da massi ciclopici e il ripascimento della spiaggia. Il tratto che verrà recuperato, che procede da Capobianco verso est per una lunghezza di circa 2 km, comprende anche il boschetto che si trova a pochi metri dalla spiaggia. Giorni fa un forte sollecito era venuto da Mare Amico proprio per accelerare i lavori del ripascimento di una spiaggia che giorno dopo giorno scompare sempre di più. 25 anni fa la spiaggia arrivava con il boschetto dove oggi c'è questo locale in legno. L'erosione del mare ha divorato oltre 50 metri di spiaggia. Tutto questo accade qui nella spiaggia di Cattolica Eraclea nell'Agrigentino, ma accade in diverse altre parti dell'isola. La erosione costiera assieme al dissesto idrogeologico è uno dei fenomeni più interessanti nel territorio della regione siciliana. Finalmente abbiamo avviato un progetto, lo abbiamo finanziato con la struttura contro la erosione e i lavori dovrebbero iniziare prossimamente. Vi rendete conto di quanto difficile sia poter neutralizzare la forza della natura in un contesto paesaggistico e naturalistico che invece avrebbe bisogno di assoluta tutela. Bisognava aspettare 25 anni per intervenire, è questo quello che io mi chiedo. Me lo chiedo qui, me lo chiedo in ogni altra parte dell'isola dove sia reso necessario il nostro intervento.